Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, durante la sua visita alla stanza del giudice Livatino ad Agrigento, ha voluto rivendicare i passi avanti fatti dal suo governo alla lotta alla mafia, al contrasto al caporalato e ha ribadito anche che si è voluto investire sul potenziamento degli organici degli uffici giudiziari, con l'assunzione immediata di circa 800 assistenti sui 4.000 vincitori di concorso. A breve ne saranno inseriti altre 2.000 unità. Orlando si è anche soffermato sulle intercettazioni telefoniche. Credo che sia molto bello il fatto che il viaggio del segretario del mio partito si concluda idealmente qui, perché qui credo stia una pietra miliare della nostra storia repubblicana. E Rosario Livatino esortava a combattere la mafia facendo ciascuno la propria parte, svolgendo al meglio ognuno le proprie funzioni. Quando ci si trova di fronte alle orme di personaggi come Livatino, questa domanda ce la dobbiamo fare e credo che noi possiamo dire senza protervia e senza arroganza che in questi anni abbiamo fatto i passi in più che erano necessari per combattere questo fenomeno. Questo è l'anno in cui si è approvato il codice antimafia, questa è la legislatura in cui sono stati colpiti interessi della mafia come quelli del caporalato e quelli dei reati ambientali con gli ecoreati, ma questa è anche la legislatura nella quale io credo si debba rivendicare il fatto che si è tornati a investire sul funzionamento della macchina giudiziaria. I processi si fanno naturalmente grazie al coraggio e all'intelligenza dei magistrati, ma anche grazie al buon andamento degli uffici, a chi manda avanti il fascicolo, a chi fa le fotocopie, a chi istruisce l'udienza, e credo che in questo senso simbolicamente, insomma, una risposta a chi in questi anni si è esposto, continua a rischiare, sia anche il fatto che noi alla fine di questo mese firmeremo i primi 800 contratti di giovani che hanno vinto, sono risultati idonei al concorso assistenti giudiziari, e su 76.000 partecipanti, 4.000 hanno vinto questo concorso e 800 incominceranno a prendere servizio dalla fine di questo mese e poi arriveremo a 2.000 complessivamente entro la fine dell'anno. E penso che sia un piccolo segnale rispetto alla grandezza di personaggi come Livatino, ma in fondo anche le piccole cose che quotidianamente si fanno sono il modo migliore per rendere onore, credo, a chi ha dato così tanto alla patria, a chi ha dato così tanto alla nostra Repubblica. Uno strumento importante per la lotta alla mafia sono anche le intercettazioni. 2 giorni fa il procuratore di Palermo Lovoi, durante la conferenza stampa per gli arresti che ci sono stati a Resultana San Lorenzo, ha detto che bisogna avere molta cautela ed al momento potrebbe essere pericoloso una riforma Ma noi abbiamo fatto un percorso che ha coinvolto l'Associazione Nazionale Magistrati, che ha dato un parere sostanzialmente positivo sul testo che abbiamo portato in Consiglio dei Ministri. C'è un documento dei procuratori delle grandi procure italiane che indica alcuni interventi di carattere puntuale che in larga parte accoglieremo. Mi pare che non si ponga assolutamente il tema di un rischio di riduzione della capacità di indagine con l'intervento in questione. Semmai si tratta di fare in modo tale che le intercettazioni siano sempre più uno strumento di contrasto alla criminalità e sempre meno uno strumento per alimentare impropriamente forme di gossip o di distrazione di massa rispetto alla centralità che alcune inchieste devono cercare di avere.